Claudio Borgia, questa voce che parla di una sorta di accordo tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per lasciare il Veneto alla Lega, secondo lei risponde la verità? Guardi, io credo che ad oggi queste siano notizie prive di fondamento. Una volta si sarebbe detto notizie false e tendenziose, o in epoca democristiana segnali politici chiari tra righe fumose. Fatto sta che per il presidente Borgia, conoscendo bene Giorgia Meloni, il Veneto è tutt'altro che in mano leghista. Ho la fortuna di conoscere Giorgia Meloni da quando sono ragazzo, quando ero presidente dei giovani di Alleanza Nazionale della provincia di Treviso e lei era la mia leader nazionale. E ecco, non posso che essere orgoglioso dello straordinario lavoro che fa per l'Italia, per il Veneto e per tutti i cittadini. Niente predominanza leghista, sottolinea Borgia, forte dei dati sia delle politiche che delle europee. È però bene ricordare che alle ultime politiche in Veneto abbiamo preso il 32% e io devo dirlo, sono orgoglioso di essere il presidente provinciale che ha portato alle europee Fratelli d'Italia al 37%. Come dire, la maggioranza nel centrodestra decide e Fratelli d'Italia è il partito di maggioranza relativa, ma non solo, del centrodestra italiano. Da questo si partirà e si partirà anche e soprattutto dalle qualità umane, dalle qualità politiche del futuro candidato governatore del centrodestra. Poi Borgia lancia una stoccata direttamente a Luca Zaia. I cittadini dicono però questa cosa sta andando avanti troppo a lungo, non si capisce neanche quando andremo a votare. Non è che bisognerà fare un po' di pressione in regione perché almeno la data delle elezioni sia fissata? Guardi, non siamo stati noi a discutere di terzo mandato per mesi, anzi noi abbiamo continuato a lavorare sui temi. È ovvio che tutti auspichiamo che ci possa essere quanto prima la data, che ci possa essere un candidato e che si possa incominciare questa campagna elettorale che dovrà portare i temi del futuro del Veneto al centro del dibattito politico. Ed incara la dose, chiamando in causa l'autonomia, ricordando come la Lega fosse presente in governi sordi alla richiesta dei veneti. Mentre altri, come dire, in passato, altri governi hanno cincischiato sul tema dell'autonomia, il governo Meloni ha lavorato seriamente, ha presentato una legge, un progetto di legge, è passata in Parlamento, oggi c'è un, come dire, quadro normativo importante sul tema dell'autonomia e questo è merito di Fratelli d'Italia ma soprattutto di Giorgia Meloni. Ecco, da questo si ripartirà per portare l'autonomia in Veneto.